Un autunno difficile, non particolarmente grave, ecco. Ci sono, segnali anche contrastanti. Lo dovremo vivere così un po' alla giornata. Un autunno di luce e ombre, perché se nel post pandemia si è vissuto un rimbalzo inatteso con le aziende che si sono rinforzate e dopo un secondo trimestre 2023 con una lenta crescita, i segnali prospettano una crisi non certo impattante comunque come quella vissuta nel 2009. Abbiamo dei problemi con l'export, l'industria germanica, l'industria tedesca così, sta segnando il passo e ci sono altri settori che stanno andando molto bene. In questo momento la vera preoccupazione degli imprenditori è legata ai tassi di interesse che rischiano di bloccare la crescita delle aziende. Sono fermi gli investimenti. Oggi non investire in questo momento nella nostra regione a fronte di transizione energetica, transizione green, ci può veramente trattenere al palo. È da alcuni mesi che molte aziende sono ferme, che stanno aspettando, che ci sono annunci che non si saprà mai se la BCE applicherà nuovi tassi. Perché è molto costoso oggi investire. Imprenditori alle prese con la continua ricerca di personale e qui una risposta potrebbe arrivare dalla gestione dei flussi migratori, tema tornato al centro del dibattito in questa nuova estate di sbarchi. È imbarazzante parlare di emergenza, va avanti, spiega il numero uno degli industriali veneti da un decennio, forse qualcosa in più lo si poteva fare. Noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di lavoratori, abbiamo bisogno anche di trattenere perché sappiate che alcuni di questi considerano l'Italia proprio come luogo di transito. Nel giorno stesso che questi qui arrivano, io il giorno dopo gli insegnerei a fare qualche cosa perché abbiamo bisogno degli autisti, abbiamo bisogno degli artigiani, abbiamo bisogno di tanti lavoratori. Un'ultima considerazione, Presidente Carraro la dedica all'autonomia. Anche noi imprenditori avevamo visto nell'autonomia sicuramente un rafforzamento dell'economia nella nostra regione. Mi sembra che ci sia qualcuno a Roma che stia lavorando per bloccare, per raffreddare. Non lo vedo più sull'agenda neanche della politica del Veneto, l'autonomia, perché c'è qualcuno che ne parla, però così non è più nei titoli